Quinta corsa, una prova per 3 anni, vincitori di 10.000 euro nella carriera. Sono in 10 al via, favorito in maniera anche abbastanza netta il numero 3 di Diploide con Manuele Matteini in sediolo. L'alternativa De Niro Betts preferito a Dotto dell'Est come seconda forza del campo. Gli altri tutti in doppia cifra, la macchina che inizia a muoversi con il numero 1 Dotto dell'Est, 2 Dark Robin, 3 Diploide, 4 Divina Font, 5 De Niro Betts, 6 Don Dabdicelli, in seconda fila 7 Diletta Trio, 8 Daikiri DC, 9 Diana Bye Bye, 10 Dubai Pax. Macchina che inizia a raccogliere i concorrenti lungo la curva di sinistra, bene allineati già tutti dietro le ali della macchina. Autostart che prende velocità, li lascia con la rottura di De Niro Betts e va al comando subito Don Dabdicelle dal numero 6 che scavalca Dotto dell'Est e Diploide, poi sbaglia Diploide, mentre in terza posizione allo steccato c'è Divina numero Font, 3 Diploide squalificato. Diana Bye Bye, mentre Don Dabdicelle ha fatto 14,5 per il lancio e ora cerca di riprendere in mano Dotto dell'Est nella sua scia, quindi Divina Font, Diana Bye Bye, prova ad avanzare all'esterno Daikiri DC, che trova sulla sua strada un mezzo anticipo da parte di Dark Robin che ne vuole la scia, sposta però dalla quarta posizione Diana Bye Bye che progredisce sul rallentamento del leader, sposta anche Dotto dell'Est dalla seconda posizione allo steccato e così Don Dabdicelle, che ha fatto una curva lenta, deve riaccelerare perché Dotto dell'Est si presenta alla sua destra. Don Dabdicelle in vantaggio con a destra Dotto dell'Est, poi Diana Bye Bye che va a scavalcare Divina Font che fa fatica a tenere il contatto, quindi Daikiri DC avanti a Dark Robin, mezzo miglio che se n'è andato in 1 minuto e 8 decimi, con Dotto dell'Est sempre a destra di Don Dabdicelle che passa il primo chilometro all'avanguardia in 1:15,6, in terza posizione sempre Diana Bye Bye, è aggirata numero ora da 10, Daikiri DC, Dubai quindi Pax, Dark Robin, mentre Dotto dell'Est mette sotto pressione in maniera decisa Don Dabdicelle e passa a 400 dalla conclusione. Dotto in vantaggio, Daikiri che prova ad avvicinarsi, poi ancora Dark Robin che però sbaglia, così rimane in terza posizione Don Dabdicelle avanti a Diana Bye Bye. Dotto dell'Est in vantaggio nei confronti di Daikiri DC che sta facendosi la curva in scia per provare poi l'open stretch. Dotto dell'Est in vantaggio, Daikiri DC che va all'attacco di dentro, Dotto che si difende nei confronti di Daikiri, Dotto dell'Est che nel finale viene a vincere nettamente al secondo Daikiri DC, al terzo posto Diana Bye Bye. 37 ad arrivare, 1:15,1 ragguaglio cronometrico. Dotto dell'Est, Antonio Greppi in salchi per il training di Michela Racca e i colori del signor Claudio Bagni, la vittoria del figlio di Adrian Chip che, evitando le rotture, dimostra di avere buoni mezzi nel finale, è netto sul palo avanti a Daikiri DC che arriva a un paio di lunghezze. Al terzo posto Diana Bye Bye.